Prima seduta di Consiglio Comunale, ieri sera si è eletto il Presidente del Consiglio, i due vice, ecco il ruolo che ha avuto il patto. Molti dicono che Di Mauro l'abbia fatta da padrona con l'MPA. La vostra posizione, giusto per fare un chiarimento politico? Intanto ieri sera finalmente dopo 22 anni ho visto un Consiglio Comunale che mi ricorda molto i consigli degli anni 90, molto qualificato in tutti gli interventi, quindi già questo è una cosa che ci conforta. Avremo delle persone colte, preparate, che sanno parlare e che capiscono i problemi, indipendentemente dalle posizioni, quindi io ne trarrei questo primo dato positivo. Di Mauro ha fatto da padrone, Di Mauro ha avuto il Presidente, che non è poco, e questo fa parte di quelle convergenze politiche che durante un'amministrazione ci devono pure essere. Noi eravamo 9 e loro erano 21, avevano una stragrande maggioranza allo stato attuale in attesa sempre di ricorso, dell'esito del ricorso. E noi con 9 abbiamo portato a casa una bella vicepresidenza vicaria ed è il patto ancora una volta dimostra che c'è, che ha i valori ed gli viene riconosciuto qualche merito. Ma ancora questo non è niente, poi vedrete quando andremo avanti nei progetti e nei programmi che ci siamo fatti in campagna elettorale con il sindaco Zambuto. Avete visto che non ci sono strategie di sottobosco, sono finiti i sotterfugi dei vecchi sistemi di tradimenti eccetera. Qualche giornale aveva insinuato, chissà perché, questa acrimonia tra Zambuto e Gallo e Macedonio. Non era vero, non c'è niente di vero, andiamo avanti. Una prima valutazione, una prima impressione, lei ieri proprio ha esordito come capogruppo al primo Consiglio Comunale 2012. Un'impressione sicuramente positiva, perché questo Consiglio Comunale si affaccia alla cittadinanza come un Consiglio Comunale nuovo, ringiovanito e in particolar modo anche qualificato, come diceva il dottore Macedonio. In particolar modo noi ieri abbiamo assistito a quello che è un cambiamento della politica agrigentina, perché per anni cambiavano le facce ma non cambiavano le idee. Oggi sono cambiate le facce, sono cambiate le idee e hanno portato anche quella freschezza che mancava ad Agrigento. È ovvio che quel programma che ci eravamo prefissati in campagna elettorale lo porteremo avanti, perché è quello che ci chiede la cittadinanza, ma è perché è quello che ci chiede anche la nostra coscienza.